Barbara Mori è sposata. Le ultime giornate sono state molto faticose. Prima il lavoro, poi l'incontro con il ragazzo in palestra, lo stress di tutte le telefonate, di tutti gli SMS ricevuti. Infine, l'auto con il fotografo. Senza tener conto della noiosissima ed interminabile cena con i colleghi alla quale ha partecipato, più per motivi di opportunità personale che per un reale interesse a passare la serata con loro. Si spoglia e si guarda nello specchio in camera da letto. I suoi 40 anni non le pesano. Osserva il suo corpo. È ancora quello di una ragazza. Tutte le curve si trovano al punto giusto. Alta, slanciata, lunghi capelli castani e grandi occhi di un colore azzurro intenso. Ma allora, per quale motivo non riesce a trovare un uomo con cui condividere la propria vita? Sarà colpa del suo carattere, scontroso ed introverso? Sarà perché negli ultimi anni Stefano Parte ha dedicato quasi tutto il suo tempo al lavoro, trascurando totalmente la sfera privata e gli affetti personali? Ha perso poco alla volta tutti i vecchi amici. È circondata soltanto da colleghi verso i quali umanamente prova poco più che indifferenza. La protratta solitudine la sta facendo chiudere in se stessa, la sta trasformando in un piccolo orso che si ritrae a qualsiasi rapporto umano che non vada oltre il mero aspetto professionale. Barbara si siede sul letto e pensa a quello che è diventata. È da anni una apprezzata cardiologa, dirigente di primo livello presso il reparto di cardiologia del principale ospedale torinese, Le Molinette, esperta in biocardiopatie. È un medico preciso, preparato e stimato che ha un solo obiettivo: curare al meglio i propri pazienti e salvare, se possibile, il maggior numero di vite umane. Vive il suo lavoro come se fosse una missione. Nulla c'è di più importante nella sua vita. Ha continuamente l'ossessione di non essere sufficientemente aggiornata e per questo non si perde un congresso, un convegno, dovunque esso sia. Già pensa da qualche giorno al prossimo congresso di Roma, nel quale verranno trattati, tra l'altro, argomenti per lei molto importanti, quali quelli legati ai 3 tipi di miocardiopatie: ipertrofiche, dilatative e restrittive. Sul lavoro è una stacanovista. Non si stanca mai, è sempre pronta a sostituire i colleghi che le chiedono cambi dei turni di guardia. È in grado di reggere 12 ore di fila senza staccare la spina, neanche per un caffè o un panino. Ma è questo quello che lei realmente vuole? È il privato, la famiglia, i figli e tutto il resto. A 40 anni non può più procrastinare una scelta che ha rimandato per troppo tempo. Eppure, tra quelli che la circondano non mancano i corteggiatori, ma a lei non c'è nessuno che veramente interessi. Forse con il tempo è diventata troppo esigente, forse... Uno squillo prolungato alla porta di casa. Barbara si risveglia, come d'improvviso da un apparente stato di trance, e ha un sussulto. Ci mette qualche istante per realizzare quale rumore abbia sentito. Poi un secondo, ancora più fastidioso, squillo. Barbara corre in bagno, indossa l'accappatoio e si precipita alla porta. Guarda lo spioncino, scruta attentamente ma non vede nessuno. È indecisa sul da farsi. Chi può aver suonato a quell'ora? Forse lo scherzo di qualche ragazzino impertinente. Non si fida ad aprire la porta, anzi quasi inconsciamente gira tutte le mandate della chiave. Passano pochi secondi e suona il cellulare. Ma Cristo, si chiede: ma che cosa sta succedendo? Il suono è lancinante nel silenzio della notte. Guarda il display e legge: anonimo. Risponde: pronto, chi parla? Nessuna risposta. Pronto, pronto. Silenzio totale. Chi l'ha chiamata però non ha riagganciato. Barbara sente il suo respiro. Stefano, sei tu? Nessuna risposta. Ma vaffanculo, stronzo. Barbara chiude la comunicazione e cerca di controllare il suo stato di agitazione. È passata l'una di notte. Deve assolutamente andare a dormire. Staccherà di nuovo il telefono e spegnerà il cellulare.
Adesso si è tranquillizzata. Domani l'attende una giornata particolarmente massacrante. Sta per mettersi a letto quando dal suo studio sente nitidamente il tono di arrivo di una email emesso dal computer che si è dimenticata di spegnere. Svogliata si dirige verso la stanza e si avvicina alla scrivania. Sul desktop del portatile è apparsa l'icona sulla posta in arrivo. Barbara clicca con il mouse sull'icona ed apre il programma. Guarda il mittente. È inquietante. persecutore@gmail.com. Legge il messaggio. È agghiacciante. Io